Il Benetton Rugby torna per la prima volta in questa stagione allo Stadio Monigo davanti al pubblico di casa nell'ultimo test prima delle gare di United Rugby Championship. La partita inizia con ritmi molto alti, con le incursioni degli Harlequins nei 22 metri dei Leoni che minuto dopo minuto riescono a guadagnare terreno e a costruire il gioco. La difesa degli inglesi tiene e si arriva alla fine del primo tempo con gli ospiti in vantaggio 12-0. La ripresa inizia con una serie di cambi per entrambe le squadre. In campo, tra gli altri, entrano Manfredi al debutto in biancoverde, il nuovo arrivato Gallagher e il grande ex Leinag, autore della prima meta della partita per i Leoni, che mostrano i muscoli e riescono ad entrare nei 5 metri dei londinesi. La partita si accende, ma la stanchezza si fa sentire per entrambe le formazioni, lasciando spazio a molti errori. Alla fine il tabellone segna 14-19 per gli Harlequins. Finisce così la fase di preparazione per il Benetton che sabato, sempre in casa a Monigo, affronterà la prima gara di Unity Rugby Championship contro gli Scarlets. L'appuntamento è alle 20:35.